Nasce Veneto 2020, il coordinamento politico di 3 consiglieri regionali, come hanno spiegato Piero Ruzzante di Liberi e Uguali, Patrizia Bartelle di Italia in Comune e Cristina Guarda di Civica per il Veneto. Non sarà un partito, un nuovo gruppo lista, ma semplicemente l'unione sotto un unico nome, appunto Veneto 2020, che si occuperà di ambiente, lavoro e sanità, come hanno sottolineato i 3 consiglieri che si sono uniti con l'intento di creare un nuovo soggetto politico in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Il coordinamento, spiega la consigliera Guarda, sarà a disposizione dei consiglieri di minoranza, ma in particolare a quella parte di popolazione veneta che non trova spazio né rappresentanza e che non viene di fatto ascoltata. Abbiamo la necessità di creare una visione politica pluriennale che non sia basata su risposte spot, soluzioni semplici a problemi complessi come quelli ambientali, sociali, sanitari, lavorativi del nostro territorio. Mentre Piero Ruzzante evidenzia come non sia la Lega il primo partito in Veneto, ma l'astensionismo, e quindi bisogna dare voce a quelle persone che non vanno più a votare. Come Veneto 2020 ci proponiamo anche di essere riferimento delle coalizioni civiche, delle liste civiche presenti all'interno del nostro territorio e ci mettiamo a disposizione di un percorso che coinvolgerà, ci auguriamo, anche altri consiglieri. La consigliera Bartella aggiunge come sin dall'inizio la volontà di far nascere il coordinamento Veneto 2020 sia nato dallo spirito di unire tutte le forze mettendosi a disposizione della gente. Abbiamo deciso di metterci insieme per fare la classica battuta: l'unione fa la forza. Lavoriamo con molto impegno sin dall'inizio della legislatura su temi quali la sanità, l'ambiente e il lavoro. Insieme sicuramente saremo in grado di esprimere delle potenzialità maggiori da mettere a disposizione del territorio. Tema fondamentale sarà il lavoro. Troppi giovani lasciano il Veneto, 12.000 ogni anno, e molte persone nell'ambito del luogo di lavoro rischiano in termini di sicurezza, circa 200 incidenti ogni giorno. Ogni 4 giorni un incidente è mortale. Crediamo sia necessario dare risposte al mondo del lavoro.